Sono Eric Rosarizzotto, dirigo la gastroenterologia del Sant'Antonio, qui in azienda ospedale Università di Padova. La nostra unità esegue circa 20.000 prestazioni per esterni l'anno, tra cui 6.500 endoscopie. Siamo il più grande centro veneto di screening per il cancro del colon retto, ma ci occupiamo specialmente di centro di riferimento veneto per le mucosectomie, quindi l'asportazione di polipi del tratto digestivo superiore ed inferiore e il trattamento della patologia funzionale esofagea. Tra gli ambulatori divisionali eseguiamo inoltre le visite per reazione avversa da alimenti e il trattamento di epatopatie croniche, in particolar modo percorsi per le patologie epatiche legate al metabolismo. Buongiorno, sono il dottor Alessandro Gubbiotti, dirigente medico in malattie dell'apparato digerente, lavoro presso l'azienda Ospedale Università di Padova, ospedale Sant'Antonio. Endoscopia recettiva, noi intendiamo con questo termine quella branca dell'endoscopia operativa che si occupa di studiare, caratterizzare e rimuovere le lesioni complesse di tutto il tratto digerente, dall'esofago, la sua porzione prossimale, sino al retto, nella parte più distale. In modo particolare negli anni sono state brevettate e inventate tecniche sempre più innovative con un supporto tecnologico sempre più avanzato proprio con lo scopo di individuare quelle lesioni particolarmente complesse soprattutto perché potrebbero celare al loro interno un'iniziale cancerizzazione. Iniziale cancerizzazione che tuttavia oggi è pensabile come curativa anche con queste metodiche endoscopiche di cui appunto oggi ci occupiamo. Quindi quello che noi sostanzialmente facciamo nei nostri pazienti è studiare queste lesioni utilizzando ovviamente una luce bianca ad alta definizione, utilizzando dei filtri particolari della luce che si chiamano cromoendoscopia, utilizzando tecniche di magnificazione e soprattutto la nostra cultura, quindi la nostra esperienza nel studio e caratterizzazione di queste lesioni, al fine di ritagliare sul paziente la strategia recettiva migliore. Le tecniche sono diverse. In modo particolare una delle più avanzate si chiama dissezione sottomucosa, ci permette di asportare non solo il primo strato della parete dell'intestino, dove ovviamente la lesione nasce, ma anche il primo strato al di sotto, ovvero la sottomucosa, potendo dare al patologo un'intera visione della lesione, del tumore, stratificarlo e soprattutto darci un'informazione circa l'efficacia e la curatività della nostra resezione, con lo scopo ovviamente ultimo, ma anche primo, di prevenire un intervento chirurgico, ovvero una lesione a tutto spessore a carico dell'organo, la cosiddetta organ preserving, che di fatto è il nostro obiettivo principale. Sono la dottoressa Francesca Porato, faccio parte della unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio, azienda ospedale Università Padova. Da molti anni gestisco un ambulatorio di reazioni avverse ad alimenti nel quale vediamo pazienti che hanno patologie gastroenterologiche sostenute da reazioni individuali ad alimenti o che presumono di averle, molte volte in realtà non è così, per cui cerchiamo di aiutarli a trovare il giusto percorso delle eventuali loro patologie. La patologia prevalente che viene vista in questo ambulatorio è quella della celiachia, infatti dal punto di vista della diffusione di questa malattia è molto frequente, quindi noi siamo centro certificatore per la patologia e poi seguiamo i pazienti negli anni con un follow-up adeguato. Questo ambulatorio è stato in qualche modo costituito essendo in contemporanea con un altro ambulatorio di allergie alimentari che viene tenuto dalla dottoressa Chieco Bianchi, che è allergologa sempre dell'azienda di Padova. E questa contiguità e contemporaneità dei due ambulatori permette, nel caso ci fosse un paziente che ha patologie gastroenteriche ma anche allergologiche, di poterlo gestire in contemporanea. E una volta al mese viene eseguito da noi due l'ambulatorio multidisciplinare nel quale
il paziente viene visto contemporaneamente da me e dalla dottoressa Chieco Bianchi, allergologa, per gestire patologie che siano sia di competenza gastroenterologica che allergologica. Ovviamente questo porta ad un miglioramento della gestione del paziente e riduce anche il numero di accessi e di visite, cosa che dai pazienti in genere è decisamente apprezzata. Sono Diego Caroli, sono medico dirigente della unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio, azienda ospedaliera Università di Padova. Nell'ambulatorio di epatologia seguiamo le malattie del fegato, offriamo assistenza e un percorso di follow-up dei pazienti che sono affetti da malattie di fegato dalle più varie origini, dalle epatiti virali alle malattie colestatiche autoimmuni sino alle malattie metaboliche. Nel nostro ambulatorio abbiamo a disposizione, oltre che una stanza adeguata per le visite, anche un'adeguata dotazione tecnologica per poter stratificare e valutare la malattia epatica già alla prima visita. Quindi abbiamo a disposizione un moderno ecografo ed anche un apparecchio per eseguire l'elastometria epatica. Buongiorno, sono la dottoressa Laura Scribano, gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio, azienda ospedale Università di Padova. Insieme al dottor Caroli mi occupo dell'ambulatorio epatologico, dove attualmente la patologia prevalente è la steatosi epatica. Sono sempre di più i pazienti che afferiscono al nostro ambulatorio per questa condizione di steatosi epatica, cioè di fegato grasso, e sono sempre di più le richieste anche da parte dei medici di base per la gestione e la presa in carico di questo tipo di pazienti. Il fegato grasso è una condizione che si associa anche ad altre malattie metaboliche come il diabete, il sovrappeso, l'obesità, le dislipidemie, cioè le alterazioni del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue, ed è un fattore di rischio per lo sviluppo non solo di malattie epatiche come la cirrosi o l'epatocarcinoma, il tumore del fegato, ma anche per malattie extraepatiche come la malattia coronarica, il diabete stesso ed altre patologie di tipo metabolico. È per questo che abbiamo deciso di strutturare un ambulatorio multidisciplinare per la presa in carico globale a 360 gradi dei pazienti, e questo ambulatorio multidisciplinare lo conduciamo insieme ai colleghi della dietologia, della diabetologia e della medicina dello sport. Questo perché attualmente non esiste una terapia farmacologica per il fegato grasso, anche se è in fase di studio, e quindi i pazienti selezionati possono accedere solo tramite trial clinici. La terapia attualmente a disposizione rimane le accortezze dietologiche, la corretta terapia e gestione del diabete e delle dislipidemie e soprattutto l'attività fisica che va praticata in maniera costante e regolare. È per questo che insieme al diabetologo, al dietologo, abbiamo anche nell'ambulatorio multidisciplinare scelto di avere il medico dello sport per la prescrizione dell'esercizio fisico e quindi indirizzare il paziente al miglior trattamento a lui adeguato.